I numeri impietosi nella Marca ce li aveva anticipati qualche giorno fa il presidente di Ascom Confcommercio Capraro. I numeri di luglio e agosto sono numeri impietosi, si registra in provincia di Treviso un calo medio del 75%. Ma la disastrosa estate post-Covid è un incubo di tutto il Veneto. Il check di Federalberghi regionali rispecchia quello trevigiano, meno 70% di fatturato, calo di turisti italiani del 20% e di quelli stranieri del 70%. Un accaporetto per le città d'arte, spiega il presidente Marco Michielli. Le spiagge confidano sull'ultima parte della stagione per contenere le perdite. La montagna ripone nel mese di agosto la speranza di accogliere i turisti fidelizzati. Le terme guardano direttamente al 2021. Tutti, indistintamente, lavorano in deficit. L'appello al governo, insomma, è ormai un grido e arriva anche dalla politica. Abbiamo il turismo che è il primo comparto economico in Veneto con 17 miliardi di indotto sul territorio che è fermo al palo e per questo il governo cosa ha deciso di fare? Niente, ancora non è arrivato assolutamente niente. Bisogna che il governo intervenga fortemente per sostenere il nostro turismo, per incentivarlo. Le richieste degli albergatori: prorogare la cassa integrazione fino a fine dicembre, ridurre il cuneo fiscale per le aziende che richiamano in servizio il personale, prolungare le misure sull'IMU e sugli affitti estendendole a tutte le strutture alberghiere. Intanto però è polemica sulle indicazioni che il Premier Conte avrebbe dato per organizzare il piano di interventi con i Recovery Fund e la priorità al Sud. Non sappiamo ancora quanti soldi arriveranno di preciso, non sappiamo quando arriveranno, non sappiamo cosa ne vorranno fare, però sappiamo che andranno al Sud. Questo è quello che sta decidendo proprio in questi giorni il governo Conte. È bello perché proprio in questo periodo tutti i partiti che fanno parte di questo governo per le elezioni regionali stanno mettendo autonomia nei loro santini, nei loro manifesti. E allora quando arriveranno a fare campagna elettorale qui in Veneto chiederemo conto di questa decisione.